ritorno in zona gialla, questa mattina anche a Chioggia, come in tutto il Veneto, hanno riaperto al pubblico i bar e i ristoranti, anche se fino alle ore 18. Ora è possibile consumare all'interno e all'esterno degli esercizi, mentre dopo tale orario sarà ammessa la consegna a domicilio. Un sollievo soprattutto per gli abitué dei caffè del centro, per la ripresa delle normali abitudini quotidiane, seppur mantenendo la mascherina e la distanza tra le persone. Anche le scuole secondarie di secondo grado, ovvero i licei, gli istituti tecnici e i centri di formazione professionale, hanno accolto stamane il 50% degli studenti in presenza. I criteri con cui distinguere questi ultimi da quelli che continuano con la didattica a distanza sono diversi da istituto a istituto, anche se l'alternanza spesso concerne le singole settimane, oltre che le entrate differenziate secondo scaglioni orari diversi. Sarei un po' stufo di fare questo tipo di interventi e questa mattina per l'ennesima volta quel pazzo, perché è una persona assolutamente squilibrata, quel pazzo di Mario Penzo mi ha aggredito per l'ennesima volta davanti a tutti, con testimoni, c'erano persone, con la telecamera accesa, tutto quanto, e sono mesi che quello continua, ogni volta che può, che mi incontra per strada, e ogni giorno cerca di mettermi la mano addosso e purtroppo ci riesce, tra l'altro sempre vigliaccamente, sempre dalle spalle, perché mi sono fermato un attimo davanti alla chiesa di San Giacomo in bicicletta e improvvisamente, tra l'altro c'era di fronte proprio l'ex assessore ai servizi cimiteriali, l'Andrea Bagnara, era proprio di fronte a me, quando alle spalle questo qua mi ha aggredito, mi sono trovato per terra, c'ho anche qualche taglietto. Adesso io mi chiedo, l'ho denunciato non so quante volte, mi pare 3 o 4 volte, adesso farò l'ennesima denuncia con tutti i video, alcuni di questi vi faccio vedere il comportamento che fa questo tipo. A parte le offese proprio che non ne finisce più, io vado a prendere il pane al bigore e quello là a attaccarmi, a offendere, cioè ti taglio la gola. Sono ogni giovedì a fare le riprese al mercato e questo puntualmente ogni giovedì, scusatemi il linguaggio, mi viene a rompere i coglioni e l'ultimo giovedì scorso cercava di buttarmi addosso insomma, del materiale che c'era lì. E cioè io veramente mi stupisco di una cosa, ma io capisco che è un momento delicato, che voglio dire i tribunali sono intasati di cause, che c'è un sacco di problemi, ma possibile che sto qua continua a fare e tra l'altro non c'è solo la denuncia mia. Quando tu mi su casa, tu non ti taglierò a cuore che ti resti là, so che ti taglierò a cuore. E tra l'altro di questa vicenda c'è un altro cialtrone, un certo Manuel Boraccia, che adesso denuncerò anche lui, che questo lo invita ad aggredirmi e qua ci sono alcuni screenshot, vi faccio vedere, ma è una cosa veramente d'altro modo. Io capisco sinceramente, non è che voglio essere simpatico a tutti, ormai si è capito insomma che come diciamo cerchiamo di operare, ma questa è veramente una cosa d'altro mondo, perché prima o poi, questa mattina ho trovato il funzionario della polizia mentre riprendevo l'incontro che ha organizzato il Bibi lì alla Mosella, e gli ho detto che è una situazione dell'altro mondo, cioè praticamente qua con questo succederà prima o poi, o che mi farà molto male a me o che gli farò io perché mi devo... Adesso ti va verso di galera! Adesso ti va verso di galera! Adesso ti va verso di galera! Oh! Adesso ti va verso di galera! Oh! Mi fa male! Adesso ti va verso di galera! Cani savor! Adesso ti va verso di galera! È un pazzo. A un certo punto
Possibile che le istituzioni, non mi rivolgo alle forze dell'ordine, ma quelli che leggono, che gli arrivano queste denunce, possibile che non fanno niente? Possibile che non gli arriva un provvedimento che mi stia distante? È una cosa veramente... questo ogni giorno, ogni volta che io sono in piazza, me lo trovo davanti e ogni volta cerca di aggredirmi. E le minacce non sono poche. Tra l'altro tutta questa cosa è iniziata a suo tempo perché era andato dal sindaco Casson col coltello in tasca perché voleva praticamente il posto di lavoro. E di tutto questo, ve lo ricordo ancora una volta, l'ho già denunciati, sono responsabili i genitori, i due genitori, perché loro dicono che sono io che lo istigo. Io so che non io quello che lo istigo, capito? Ecco, tanto per dire, scusate il tono un po', capirete che non sono molto tranquillo, spero che in seguito a quest'ultima denuncia con tutti i video, voglio vedere se non ci sarà nessun provvedimento a carico di questa persona. Tra l'altro, non ci sono solo le denunce mie, l'hanno usato già un sacco di gente. È una cosa veramente d'altro mondo, è una cosa d'altro mondo. Speriamo che questa storia finisca. Circa 50 persone, tra volontari del Comitato Forte San Felice, esponenti dell'associazione Insieme Arte e residenti di Sottomarina Vecchia, hanno partecipato stamane alle 10 al sit-in statico organizzato davanti l'ex batteria per chiedere ai titolari, la Darsena Mosella, di riaprire al pubblico secondo gli orari stabiliti da una convenzione del 2015. L'evento simbolico si è svolto senza disordini e non ha interessato l'interno del cantiere, che pure era stato messo a disposizione dalla società Mosella. Il referente del comitato, Erminio Boscolo Bibi, ha ripetuto la propria contrarietà al dimezzamento degli orari, ritenendo inspiegabili 2 giorni interi, lunedì e martedì, per le pulizie del plesso. Era stata l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo, ha spiegato Bibi, ad assicurarmi che la riapertura sarebbe avvenuta il 1 febbraio, cioè oggi, ma siccome di lunedì la struttura sarebbe comunque chiusa per via di queste pulizie, avrebbe dovuto essere affisso almeno un cartello che procrastinasse la riapertura mercoledì. Ovviamente invece non c'è, dal momento che il cantiere è ancora operativo. Lo scopo del sit-in, autorizzato dalla pubblica sicurezza, non è verificare il lavoro del cantiere, ha detto Bibi, bensì solo se la batteria sia aperta oppure no. È la persistenza del cantiere in funzione il motivo per cui non è ancora stata riaperta. Il promotore dell'iniziativa rivela anche che il comune di Chioggia non ha ancora adempiuto ad alcun sopralluogo nella batteria. La sovrintendenza e la proprietà del bene si stanno accordando, racconta il presidente del comitato Forte San Felice, e fino ad ora la sovrintendenza stessa ha dovuto fare da sola, dicendo peraltro che il comune non è competente a fissare gli orari di apertura che derivano dagli obblighi di legge insiti nell'atto di alienazione dal demanio al Mosella. La parte inferiore della batteria, peraltro, non è interessata dai lavori, secondo il perimetro tracciato dalla sovrintendenza. Il cancello è aperto per il comitato al quale il proprietario concede? No, deve essere aperto per i cittadini, conclude Erminio Bibi. Nel tardo pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, hanno provveduto a denunciare a piede libero un chioggiotto di 43 anni, iniziali LN, assieme a un maestrino 23enne, iniziali BMR, i quali sono stati trovati in possesso di coltelli e arnesi da scasso.
I due uomini si stavano avvicinando con cattive intenzioni tra i negozi del centro del paese euganeo. Una volta entrati in contatto con i due malviventi, entrambi pregiudicati, i militari dell'Arma li hanno perquisiti fino al ritrovamento delle armi e dei grimaldelli. Nella fattispecie sono stati sequestrati 2 coltelli, una tronchese e 2 cacciaviti, materiale abitualmente utilizzato per compiere scassi a fini di furto. Nonostante l'emergenza sanitaria, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha mantenuto inalterati nel 2020 i servizi pubblici resi all'utenza, grazie ad una repentina e costante riorganizzazione dei propri uffici, delle presenze del personale e delle modalità di interfaccia con il pubblico e le altre amministrazioni. Lo ha reso noto il comandante capitano di fregata Michele Messina attraverso una nota diffusa in mattinata che riporta il bilancio annuale della locale Guardia Costiera, contrassegnato per la prima volta dal sostegno all'innalzamento del Mose. Nel porto di Chioggia la Capitaneria ha effettuato 20 ispezioni rivolte a navi battenti bandiera estera e 130 nei confronti di natanti italiani, garantendo gli standard per l'approdo a tutela dell'ecosistema marino, costiero e lagunare, oltre che delle infrastrutture portuali. Per quanto riguarda il supporto alle attività di pesca, la Guardia Costiera ha collaborato al conseguimento di 71 titoli professionali, al conteggio di 117 estratti in matricola per il riconoscimento pensionistico del lavoro svolto in mare secondo i periodi di imbarco, allo svolgimento di 341 pratiche di fermopesca, delle quali 252 straordinarie e relative all'emergenza in atto. Sono stati 300 i controlli alla filiera della pesca a tutela del consumatore e delle specie ittiche, con equilibrio tra quelli eseguiti in mare, le ispezioni al commercio e ai vettori di trasporto su strada. 300 sono state anche le violazioni riscontrate e sanzionate, che nell'89% dei casi ha portato al pagamento diretto della contravvenzione. La componente operativa in mare, infine, ha portato a termine favorevolmente 28 soccorsi in mare, con più di 200 missioni in appena 60 giorni durante l'operazione stagionale Mare Sicuro, per un totale di 4.000 controlli a tutela della vita umana in mare. Passo falso dell'Union Clodiense che ieri, allo stadio Ballarin, ha dovuto soccombere per 2-0 nel sentito derby contro i tradizionali rivali dell'Adriese. Il vento di Bora ha contribuito a determinare la sconfitta della squadra lagunare. L'Adriese dei tanti Chioggiotti è passati in vantaggio al 36esimo a favore di Vento con un gol di Cabine, ma sul cross di Addolori il centravanti marocchino è accusato di aver colpito la palla col braccio sinistro. Inutili tuttavia le proteste dei giocatori di casa. A inizio ripresa e raddoppio, fallo di Duse su Marangon, l'arbitro Delli Carpini fischia il rigore che lo stesso Cabine trasforma. Per 10 minuti l'Union Clodiense dà l'idea di poter recuperare, ma i tiri di Indrecca e Melandri si infrangono contro il portiere Marocco, la difesa ospite imperniata sul giovane chioggiotto Francesco Tiozzo e la linea di fondo. I Granata, ieri in maglia bianca, sono apparsi affaticati dal tour de force di 3 partite a settimana e sottotono in alcuni elementi decisivi. Si è salvato il capitano Ballarin, mentre gli avanti per una volta non hanno acceso la luce. Il turnover ha lasciato in panchina peraltro elementi fondamentali come il dinamico Herman, il giovane Stalla e per larga parte del match il nuovo arrivato Trento. Mercoledì il calendario prevede una giornata infrasettimanale per tutte le squadre.
L'Union Clodiense sarà di scena allo stadio Gabbiano di Campodarsego, dove recupererà l'allenatore Antonio Andreucci e l'esterno Pietro Martino dopo la rispettiva squalifica. È passato quasi un anno dall'ultimo carnevale, sospeso fuori tempo massimo, quando in laguna già iniziavano a emergere i primi contagi. Ora, in una Venezia stravolta dalla pandemia, Confartigianato e alcune associazioni locali provano a inventarsi una versione per residenti della celebre kermesse. Sarà infatti, volenti o nolenti, il carnevale dei veneziani o al massimo dei veneti. Se con il ritorno in zona gialla sono già apparse oggi le prime maschere in piazza San Marco, le folle oceaniche che ogni anno invadevano l'isola quest'anno non ci saranno. Dopo il turismo di massa degli scorsi anni, afferma il direttore di Confartigianato Gianni De Checchi, oggi Venezia e i veneziani si possono riappropriare del carnevale, come era negli anni 70, e del futuro della città. Un proclama che può suonare tardivo quanto obbligato, ma che descrive la situazione reale con cui occorre confrontarsi. Le iniziative per coinvolgere i residenti cominciano con uno sconto per i veneziani che vorranno acquistare maschere e costumi di carnevale dai mascarieri convenzionati, tra gli artigiani locali più colpiti dalla crisi dovuta all'emergenza sanitaria. È già attivo inoltre un contest fotografico via Instagram per la migliore maschera tipica veneziana, al quale si può accedere utilizzando l'hashtag Il Carnevale dei Veneziani 2021, mentre domenica 7 febbraio avrà luogo un ritrovo simbolico in piazza San Marco, nel segno della tradizione veneziana. Nel giorno che sarebbe stato quello del classico volo dell'Angelo, agli intervenuti verrà scattata una foto in maschera, accessibile solo su invito, all'ombra del Paron de Casa, per ricordare che il carnevale è anche e soprattutto dei veneziani.